Il-ġimgħa li għaddiet waqt il-programm Domenica N fuq Rai Uno, Massimo Giletti għajjem furur f'Malta wara li qal li l-immigranti ma jiġux Malta għaliex nisparaw fuqhom. Wara dan il-kumment għam kjas sħiħ. Min qal li għandu jagħmel apoloġija, min qal li Giletti għandu jgħid minn fejn ġab din l-informazzjoni u kien hemm min anke qal li l-preżentatur saħansitra għandu jitkeċċa. Illum wara servizz sħiħ li fih wera kemm in-nies ta' Lampedusa huma solidali mal-immigranti, Giletti reġa' tkellem dwar Malta. Devo anche leggervi una lettera che ci è pervenuta dal governo di Malta, il quale il governo di Malta ha respinto nella maniera più assoluta le affermazioni che avevo fatto nel corso della scorsa settimana, quando avevo detto che a domanda di Sky come mai i migranti non si recano nell'isola di Malta, avevo detto perché lì si sparano. Pass maġġel ara littra tal-Gvern Malti li ċaħdet l-akkuża u li fiha ngħid li fl-aħħar 8 snin f'Malta daħlu 13,000 immigrant, waqt li saret referenza wkoll għat 800 immigrant li waslu din il-ġimgħa. Iżda Giletti iddeċieda li għal dan kollu jirrispondi biss b'dan il-mod. Insomma, caro ambasciatore, le abbiamo dato la replica in diretta, questa lettura. Penso che i rapporti tra Italia e Malta siano molto più forti anche di un errore che si può fare in diretta. E allora Giletti la skuża ruħu għal dak li jagħmel u lanqas għamel referenza għal kritika kbira li saritlu mill-Maltin. Iżda fuq kollox baqgħet ma spjega minn fejn ġab l-informazzjoni illi Malta tispara fuq l-immigranti.